La bomba dell'ultimo tempo: il Napoli si muove sul mercato e sta per prendere alcune decisioni importanti. Oggi parleremo di un possibile prestito che potrebbe avere un impatto sulla nostra squadra e di un'operazione negativa che ha messo in allarme i tifosi. Restate sintonizzati, perché la finestra di gennaio si preannuncia frenetica. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like per non perdere nessun dettaglio sul nostro amato Napoli. Il Napoli è a un punto di svolta e le ultime notizie sul mercato dei trasferimenti non potrebbero essere più intriganti. Secondo il Mattino, Antonio Conte è alla ricerca di rinforzi per dare spessore alla rosa, soprattutto in vista della finestra di gennaio. Questo dimostra che la dirigenza è attenta alle esigenze della squadra, che sta lottando per le prime posizioni in classifica. Ma veniamo al dunque: Ngonge potrebbe essere ceduto in prestito al Parma, mentre Bonni si è già impegnato per l'estate. Questa strategia ha senso, perché la squadra deve essere preparata per il lungo periodo. D'altra parte, l'Inter è stata irremovibile nel rifiutare l'offerta del Napoli per Francesco Pio Esposito. Mi chiedo, stiamo perdendo un'occasione preziosa? Esposito è un giocatore di talento e il suo arrivo potrebbe avere un impatto immediato sull'attacco. E la situazione di Danilo con la Juventus? Secondo le indiscrezioni, il giocatore è destinato a lasciare il club a giugno. Questo significa che dobbiamo iniziare a pianificare ora, prima che sia troppo tardi. Naturalmente, il budget è un problema. A meno che il Napoli non riesca a ricavare una buona somma dalla clausola di Osimhen, le opzioni potrebbero essere limitate. Ciò che mi preoccupa è la possibilità di perdere un giocatore come Victor Osimhen per il PSG o addirittura per il Manchester United. Sogna la Premier League e questo ci mette in allarme. Siamo preparati a questa possibile partenza? La verità è che ogni decisione presa ora potrebbe influenzare il futuro della squadra. Siamo in un momento cruciale e la pressione è enorme. Sinceramente sono diviso su queste mosse. Le promesse di giocatori come Bonni e il prestito di Ngonge sono le soluzioni migliori. Voi cosa ne pensate? Voglio sentire le vostre opinioni qui sotto. Discutiamo delle aspettative e delle frustrazioni che abbiamo nei confronti di questi cambiamenti. Cosa vi aspettate dal Napoli nei prossimi mesi? Non dimenticate di mettere mi piace, condividere e iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento fondamentale. Attiva la campanella per ricevere tutte le notizie. I tifosi del Napoli meritano di essere sempre informati.